Bentrovati, benvenuti, eccoci all'appuntamento, l'ultimo della settimana per questo venerdì 26 luglio 2019. Mirko Villanova in studio, www.venetoglobe.com, la nostra web tv che confeziona e prepara i servizi, le interviste, i reportage che naturalmente poi diffondiamo attraverso il digitale terrestre di Caffè TV 24, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV 24, ogni sera in onda alle 19:40 circa, nella seconda parte della serata e nella primissima parte della mattinata. Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Andiamo ad iniziare a vedere cosa succederà in questo nostro weekend. Il nuoto mondiale, dopo le medaglie di Quadarella, Paltrinieri e Pellegrini, saluta il Settebello, la pallanuoto italiana che guadagna le Olimpiadi e va in finale, dove affronterà la Spagna. Tour de France con il colombiano Quintana che fa il vuoto, ma la maglia rosa è ancora saldamente sulle spalle di Alaphilippe che ha perduto soltanto 32 secondi. Oggi si sale ancora, ma soltanto, uso il soltanto tra virgolette, per 129 km, tappa corta. Iniziato anche il Giro del Friuli, 5 tappe, domenica all'arrivo a Trieste c'è Hodeg al comando, il nostro modulo è quarto in classifica. Oggi arrivo al lago di Misurina. A proposito di ciclismo, a Porto Buffolè inaugurazione in questi giorni del nuovo museo del ciclismo. Abbiamo realizzato delle interviste che vi stiamo proponendo e oggi tocca al sindaco di Porto Buffolè. Sindaco, lo ha sottolineato lei, ma lo hanno sottolineato un po' tutti, l'importanza di questo museo. Allora, l'importanza di questo museo soprattutto è la valorizzazione di un museo già nato tanti anni fa, ancora a Caneva, nel 1963 se non ricordo male, poi nel 1995 trasferito a Porto Buffolè per problemi di spazio a Caneva e quindi a Porto Buffolè avevamo degli spazi per poterlo portare. Il problema del museo a Porto Buffolè era uno solo: non avevamo ascensori, non avevamo la possibilità di portare gli anziani o i portatori di handicap ai piani superiori, quindi da lì è nata la necessità di trovare degli spazi adeguati anche per poterlo far visitare a tutti quanti, e quindi abbiamo cercato e abbiamo recuperato un bene storico di Porto Buffolè che è il vecchio convento. Questo era un vecchio convento e da lì con un contributo della Comunità Europea lo abbiamo messo a posto e, come vedete, oggi è diventato il nuovo museo del ciclismo. È un'altra bella chicca per il comune, per il suo comune. Fa parte sì delle varie cose che abbiamo. Abbiamo un solo problema: siamo in pochi, abbiamo pochi dipendenti, perché vorremmo fare di più ma non ce la facciamo perché i dipendenti sono veramente pochi. Sindaco, dicono pochi ma buoni, quindi. Assolutamente sì, perché lavorano anche quando sono in ferie e anche alla sera, portano avanti i suoi compiti per casa. Veramente posso solo ringraziare i miei dipendenti comunali. Grazie a lei. Grazie. Un ringraziamento naturalmente al sindaco di Porto Buffolè e ai suoi collaboratori, come avete sentito. Vi ricordo che c'è questa collaborazione con la Tresere Internazionale Città di Pordenone. Ieri sera il tedesco Achim Burkhardt ha vinto il campionato europeo Derny in coppia con il pacer Christian Hertel al velodromo Bottecchia di Pordenone, nel corso, appunto, come vi dicevo, della Tresere Internazionale che si sta svolgendo in questi giorni nel capoluogo friulano. Domani gran finale con lo Steyr che torna a girare in pista, una specialità che negli anni all'Italia ha regalato, lo ricordiamo, tantissime soddisfazioni e tanti mondiali con Bruno Vicino e Giovanni Renosto. Lasciamo il ciclismo, parliamo di basket. Da ieri in ritiro a Pinzolo la nazionale, dove gli azzurri rimarranno fino al 29 luglio, poi ci sarà l'esordio nel campionato il 31 agosto contro le Filippine, campionato del mondo. Basket mercato, tra l'altro, ancora sempre nel vivo in queste ore. Nazionale italiana di volley maschile con Blengini, il commissario tecnico, che questa sera porta i suoi a giocare a Chieti ancora contro la Slovenia, inizio fissato per le ore 18. La nazionale maggiore femminile di volley ad Alassio ieri sera al Palasport Ravizza ha giocato per la seconda volta contro la Turchia dell'italiano Guidetti. Ha perso 3-1, giocando tra l'altro anche una brutta partita. Mazzanti ha confermato le 14 convocate per il preolimpico e resta nel gruppo anche Raffaella Folì e compare la Navacolor.
Per quanto riguarda il calcio, e allora parliamo di calcio adesso con il Torino che ieri sera ad Alessandria ha vinto 3-0 per l'Europa League contro il Debrecen, a vittoria netta che spalanca le porte e dà morale naturalmente alla formazione del presidente Cairo. Il Napoli è vicino a questo giocatore, si chiama Pepe, è tutto intorno a lui, adesso ci sono delle varie trattative. Per quanto riguarda il Napoli ha allungato il suo ritiro a Di Maro, tra l'altro Ancelotti è andato a passeggio l'altro giorno, ne hanno parlati tutti, è andato a vedersi i mercatini perché lui è un appassionato, sapete che lui coltivava anche dei campi, era un po' agricoltore così quando non allenava, e è un appassionato soprattutto del succo di mela. Lo sono anch'io, e allora andiamo a sentire questa curiosità che abbiamo pescato, come faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi appunto dal web, magari andremo a cercare le cose più simpatiche e interessanti. Sentiamo Ancelotti che disquisisce sul succo di mela. Mister, resto sulla campagna acquisti. L'altro pomeriggio lei è stato al mercatino contadino, le volevo chiedere tra il succo di limone allo zenzero, il casolette, l'invecchiato di malga, il trentingrana, i lamponi e la luganega, se ha scelto qualcosa. Ho ricevuto tutto questo, io sono un appassionato del succo di mela, non lo nascondo, sono un consumatore accanito del succo di mela, ma sono tutti prodotti che mi avvicinano molto alla mia terra, insomma il trentingrana assomiglia un po' al parmigiano e la luganega è, diciamo, un prodotto suino che apprezzo molto. Ancelotti è uno che apprezza il mangiare, no? Immaginiamo. Bene, lasciamo Carletto Ancelotti ed il Napoli, parliamo di Icardi che sembra essere vicino alla Juventus, ma si potrebbe fare soltanto a fine agosto. L'Inter invece ruota tutto su Dzeko, sul giocatore Dzeko, mentre si è giocato ieri sera tra Fiorentina e Benfica, ha vinto il Benfica per 2-1 e c'è stato il debutto di Chiesa con la Fiorentina. Verona-Hoffenheim 0-0, questi gli altri risultati. Alla Lazio se ne va Milinkovic e i laziali hanno incassato dalla vendita ben 90 milioni che ora dovranno investire nel loro mercato. Pordenone con la Serie B, il tecnico trevigiano Tesser ad Arta Terme in ritiro, il 27 il rientro a Pordenone e nel pomeriggio poi amichevole a Chions contro i locali. Completati anche i gironi della Serie C, girone B vedrà Modena, allenato da Zironelli, Modena contro Vicenza, Triestina Gubbio, Virtus Verona Padova e Vis Pesaro Südtirol. Anche quest'anno noi lo ricordiamo, il nostro campionato di riferimento sarà quello di eccellenza che seguiremo con servizi, interviste e telecronache per tutta la stagione. Siamo già andati nel primo ritiro che è quello del Mota di Livenza della Liventina che è salita ai monti per la seconda parte del suo ritiro. Ieri sera si è ritrovato il Vittorio Veneto per cominciare la stagione 2019-2020. Il Lia Piave si ritroverà invece il 5 agosto al Gioio di San Polo di Piave. Si stanno già allenando Montebelluna e Giorgione. Questo per quanto riguardava il calcio. Il basket, la TVB con i suoi acquisti, Jordan Parks il primo e poi il secondo, il Maori, il neozelandese Isaac Fotu. Gli occhi sono puntati adesso su questo primo Memorial Gilberto Benetton che la formazione della TVB ha voluto organizzare e si attende l'arrivo al Palaverde del Fenerbahce che naturalmente con cui saranno grandi ricordi il tecnico e alcuni giocatori, quindi grandi ricordi per quanto riguarda il basket targato in quegli anni Benetton. Andiamo a parlare di volley perché oggi la Tribuna di Treviso dà ampio spazio alla Barcellini, ex giocatrice dell'Imoco volley conegliano, ex nazionale, che ha corso a Caorle una gara l'altra domenica, una corsa, e si sta preparando per rientrare nel volley, giocherà con il team Spes conegliano in Serie C. Notizia che avevamo anticipato circa un mese fa più o meno, eccolo che la riprendiamo. Barcellini.
la zoppa Sarena e allora ufficializziamo un altro innesto del mercato, è un innesto che conosciamo. Cristina Barcellini, intanto ben trovata. Grazie, sono molto contenta, avevo cominciato ad allenarmi così magari un po' per vedere come andava, invece mi sto divertendo, quindi sono molto contenta e ho deciso di ritornare a giocare. Spieghiamo per chi magari non sa, hai avuto un bimbo e quindi adesso c'è il ritorno a giocare. A chi l'hai detto per primo vorrei tornare a giocare? A tuo marito? Sì, Omar, abbiamo deciso assieme, cioè ha cominciato lui a spingere un po' perché sa che mi piace, sa che mi diverto, che magari mi distraggo un po' e allora insisteva, non è che insisteva, mi agevolava, magari teneva il bambino così, allora abbiamo deciso assieme, lui è stato il primo a saperlo. Sarà una Serie C, è logico dire, insomma tu hai giocato a grandi livelli, una Serie C come la vedi, come la guardi da questi primi allenamenti, dalle ragazze, cosa possiamo dire? Che ci sono tante ragazze giovani che hanno tanto talento e poi c'è Mario, diciamo che la verità che è anche un ottimo allenatore, penso che la squadra come verrà costruita avrà grandi possibilità poi di fare anche bene durante l'anno. Naturalmente tuo marito o chi per esso ti avrà anche detto devi stare attenta perché tutti vorranno fare grandi figure, gran belle figure, farti fare figuracce a te durante l'anno. Sei preparata? No, non ho detto niente del genere ancora, adesso penso magari a tornare in forma, poi vediamo. E allora questo tornare in forma sarà una Serie C e come dicevi te guidata da Martinez con lo staff. Team Spes aspetta altre amiche di Cristina Barcellini? Ma perché no? Non ho idea, nel senso io per ora vedo le ragazze che ci sono, mi trovo bene e sono ottime per la categoria, poi vedremo cosa verrà. Questo è il Team Spes Conegliano, vedremo quello che verrà, dice Cristina Barcellini, che la attendiamo naturalmente per saperne qualcosa di più su questo campionato che andrà a partecipare, che andrà ad effettuare. Serie C, ve lo ricordo. Andiamo al rugby, andiamo al Benetton Rugby Treviso, si gioca e ci si allena alla Ghirada, è una Ghirada affollatissima, c'è anche la nazionale inglese in questi giorni, in questo primo periodo. Ma noi abbiamo posto gli occhi sui permit come abbiamo fatto lo scorso anno perché sono stati molto importanti per il futuro e per il campionato Pro 14 del Benetton. E allora uno dei nuovi permit si chiama Lodovico Manni, eccolo. Un permit player e sai quanto importante sono, visto che insomma la storia dell'anno scorso insegna. Sì, esatto, come l'anno scorso Cannone e Mitch Lamaro hanno fatto degli ottimi risultati e si vede, danno un buon aiuto. Si sente questa importanza, questa responsabilità che vi è stata data e che vi danno? Si sente ma anche no, perché l'ambiente è molto rilassato, c'è la testa che bisogna allenarsi bene e tutto, però è sempre un clima di gioco, di allenamento sereno, quindi c'è e non c'è. Positivo, esatto. Il tuo ruolo, facciamoci conoscere? Il mio ruolo sono terza linea, numero 8 o 6 o 7 e una via di mezzo tra un tre quarti e una mischia, perché in mischia dicono sempre che non spingiamo noi, non facciamo niente, però cerchiamo di essere un tramite, una via di mezzo tra i tre quarti e la mischia. Che campionato ti aspetti? Insomma, che tu dovrai giocare anche con la tua squadra, immagino, e poi se ha bisogno appunto qui con Benetton. Esatto, beh, in eccellenza è sicuramente un ottimo campionato. Quest'anno ci sono stati degli ottimi acquisti dalle altre squadre e prevedo un bel campionato, sì, alla pari, esatto, tosto come l'anno scorso. Dovessero dirti, vai, entra? Qui? Felicissimo subito, sì, mi piacerebbe molto. E qui è veramente un step successivo, proprio più alto, ci deve essere una maturità da parte sia del giocatore, c'è il gruppo che ti aiuta molto, quindi è difficile però si può fare. Ti auguriamo solo buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie e chissà che arrivi questa chiamata. Certo, speriamo, sì. Lodovico Manni, un permit player, quindi in bocca al lupo a lui come gli dicevamo. E allora vi dicevo, alla Ghirada tutta occupata, gran confusione e gran lavoro naturalmente sotto questo caldo, questo solleone incredibile. C'è anche la nazionale inglese che sta allenandosi in questa prima parte, gli inglesi saranno a Treviso fino al 2 agosto, poi dal 28 agosto al 5 settembre, in pratica fino al giorno prima dell'amichevole tra Inghilterra e
ed Italia che si giocherà a Newcastle. È tutto per questo anticipo di weekend, noi vi attendiamo lunedì, solita ora, solite frequenze, solito digitale terrestre, solito web tv, www.venetoglobe.com. A tutti voi, buon weekend!